200 milioni di euro. Questo è il costo del progetto di Corso Martiri delle Libertà, atteso da Catania dal 1955, data dello storico sgombero delle case chiuse di San Berillo. Oggi la presentazione del plastico nel corso di una conferenza stampa organizzata dal primo cittadino Raffaele Stancanelli, che in maniera provocatoria ha esordito dicendo «Ora potrei smettere di fare il sindaco». Alla presenza dell'illustre architetto Mario Cucinella, che ha curato il progetto di risanamento, sono stati illustrati agli ordini professionali e ai privati i dettagli dell'opera definita di rigenerazione urbana. Mi piace questo termine perché un'annosa questione che risale al 1955 e che ha trovato soltanto il comune sempre soccombente pagando miliardi di lire nei confronti dei privati, finalmente ha avuto una soluzione dal punto di vista giuridico il 17 novembre quando abbiamo fatto l'accordo, la transazione con i privati, e oggi trova invece una soluzione definitiva col progetto definitivo presentato all'architetto Cucinella, con gli elaborati consegnati già alla direzione urbanistica del comune di Catania. Dalla presentazione del progetto definitivo decorreranno 45 giorni per il benestare dell'amministrazione, con la stipula della relativa convenzione per il rilascio delle concessioni edificatorie. L'inizio dei lavori, preventivati nella durata di 3 anni, potrebbero iniziare già dal prossimo ottobre. Dal nuovo accordo di conciliazione siglato dal TAR si è rideterminata la cubatura realizzabile in 240 metri cubi, meno di quelli previsti nel 2008, e ci sarà il mantenimento della scuola Giovanni Pascoli. Tanto verde è la parola d'ordine dell'architetto Cucinella. Questo è quello che in fondo ci stanno chiedendo i cittadini, no? Oggi io lavoro in molte città e devo dire alla gente che cosa ci sta chiedendo, al di là di quelli che possono essere degli spazi nuovi, ci chiedono lo spazio pubblico, cioè qui lo spazio deve diventare veramente pubblico.